Oggi giornata mondiale dell'infanzia, per cui parliamo dei bambini. Prego, abbiamo qui con noi l'UNICEF. Buonasera, sono Rinalda Montani, Presidente del Comitato di Padova. Mi unisco alla sua appassionata, diciamo, proposta. Miglioriamo, vogliamo impegnarci al massimo e noi ovviamente siamo al fianco di chi sostiene i diritti. Quindi la mia non è tanto una domanda quanto una sollecitazione, no? Proprio rispetto all'impegno della scienza. Oggi sarebbe la festa di tutti i bambini del mondo, però nonostante i 25 anni della Convenzione alcuni bambini non sono felici, però il rapporto internazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza che è stato oggi diffuso ha un titolo che direi le dovrebbe portar bene, perché è un titolo proiettato al futuro e si esprime così: immaginare il futuro, l'innovazione per tutti i bambini. Partiamo dall'innovazione, come si diceva prima, partiamo dal contributo della scienza, ma ricordiamoci che come controaltari abbiamo anche un rapporto UNICEF, Istituto degli Innocenti, che ha come titolo I figli della recessione. Siamo ritornati a cifre per quanto riguarda la povertà infantile, direi povertà a livello di alimentazione, di sostentamento, ma a volte anche povertà culturale. Siamo retrocessi quasi di 8 anni. Una responsabilità importantissima e l'invito a tutti noi di partire dai diritti. Penso che lei, come ha detto prima, si impegnerà al massimo per questo e noi siamo al suo fianco. Grazie. Prego, Renata per questa opportunità che mi dà. Io mi sono occupata per 5 anni di scuola e di educazione a Vicenza, e quindi dai nidi alle scuole dell'infanzia alla scuola primaria, una grande attenzione ai nostri figli, perché dobbiamo garantire loro un futuro sereno, pieno di fiducia, ma anche un presente. Dobbiamo garantire loro delle città vivibili e dei servizi alle famiglie qualificati. Io ritengo che se in una città e in una regione stanno bene bambini e anziani, vuol dire che il livello di civiltà di quella regione è un livello alto, vuol dire che siamo riusciti a raggiungere un traguardo importante. Purtroppo oggi non è così. Il sociale viene quasi azzerato. I fondi per il sociale, per gli anziani, per l'infanzia, per l'adolescenza viene quasi azzerato. Vengono azzerati quindi i servizi alle famiglie e in particolare vengono azzerati i servizi ai più deboli, che si devono arrangiare. Quindi per me è molto importante stasera lanciare anche un messaggio di gratitudine vera per chi nel volontariato, nell'associazionismo si occupa ancora degli altri gratuitamente, facendosi carico di compiti che sarebbero delle istituzioni e che le istituzioni non riescono più a dare. I comuni non ce la fanno perché non hanno fondi e la regione purtroppo non fa le scelte. Cioè non sceglie che in un momento di grave crisi economica noi non possiamo tagliare nei servizi educativi e nei servizi alle famiglie e agli anziani, come purtroppo la regione sta facendo. Allora noi dobbiamo dare un grande messaggio, che è questo: quando in una famiglia ci sono pochi soldi, quando in una famiglia diminuiscono le risorse, papà e mamma insieme a tutti decidono quali sono le priorità. Allora io credo che noi dobbiamo iniziare a ripensare quali sono le priorità. E una delle priorità non possono che essere i bambini, perché nelle condizioni in cui aumenta purtroppo la povertà, i primi a farne ovviamente le conseguenze sono appunto i minorenni. E guardate che ci sono casi molto frequenti di minori in difficoltà che vanno sostenuti attraverso servizi adeguati e qualificati. Non possiamo lasciare tutto ai comuni, non possiamo lasciare tutto alle associazioni, dobbiamo dare loro una mano.